perché quando arrivavano col fieno magari dagli altri prati lo portavano da su sopra. Ma lì vendevano solo il monopolio, per cui bisognava fare la fila per ecco, alla Russia io ricordo. Ma noi c'era un temporale che arrivava con la bambina nel santuario, perché poi come regalo. Si sapeva che c'era ritirata. Predisposizione potessi avere ad allattare, ma non solo per l'alimentazione dei figli progressi, ma anche perché una buona tanto tenute voglie. Perché le mandrie diventano la nostra famiglia e la maglia la nostra voglia di fragole. anche i cani. Fragole non gente gabbate. Venivano su in vacanza. Dove sono tornato e tu non ci sei più. Son ritornato a cantare. Capocellula comunista e gli ha fatto il funerale in chiesa. Certo, ne è. Che non c'è musica, il cittadino Maia, il cittadino Tampone. Stavo raccontando e sorridendo dirà, son ritornata. A livello 23 e finiva con un cancello, più che altro era per la reazione. Alle volte i minatori uscivano per incontrare i loro familiari nel cancello. il donchiero. Valeria, guardiamo se l'ha posto. Mi guarda sempre. Ah sì. Allora portavioteci le Poi però poi l'ho trovata io. E lei non è tornata a lavorare dopo un mese. A casa l'ho lasciata, davvero. Certo che però un po' mi viene da ridere a pensarci. Son ritornato a cantare, fanciulla bruna, sperando ancora delle fanciulle innocenti che però la aiutava in posti la di mia fortuna. tante volte. Io l'ho messa sulla busta, l'ho mandata a casa con la raccomandazione che non andasse persa, perché sei Dio, mi avrebbe fatto la grazia di tornare io. È quello che scopro portandogli la cena. Legge. Beh, è una cosa rara, no? Son ritornata. Sta a fare bambini, che come ne ritrovo tutti io qui. Delle cannonate! Cannonate proprio! Pensare che uno si trova a mettere su una signorina, a farla lavorare, ma a farla lavorare così. Si vede che non gli interessa. I Matera sai che lo fanno fare l'amore. Aspetto l'amor, non torna mai. Ma però c'era questo contatto proprio, questa vicinanza di contatto umano. Ecco, questo io non me lo posso più dimenticare. È stata una fase della mia vita bellissima, bellissima, e la vorrei trasmettere a tutti questa